tutt'altro argomento, perché il nostro secondo ospite, che vedete appunto qui vicino a me, è Gastone Mascarin, capogruppo del PDL al comune di Portogruaro, il quale insomma vuole porre un po' con forza questo tema della sicurezza, no? Perché si è detto che si è parlato spesso dei problemi e dei rischi relativi appunto alla sicurezza in altri territori, in particolare naturalmente Mestre, Padova, ma anche altre città del Veneto, dove naturalmente sono avute anche delle tragedie. Portogruaro, il Veneto orientale, per fortuna non vivono una situazione di tale tensione, però lei dice bisogna accendere bene i riflettori. Perché non sono stati accesi? No, ma non è questione di accendere, perché qua io penso sia anche ora magari un po' di finire di contrapporci, capito, di fare sempre le battaglie. Però io dico una cosa, ho visto che il sindaco, ho preso spunto dal fatto che il sindaco ha scritto al prefetto e al questore, probabilmente perché si sta notando anche nel portoguarese, pur rimanendo ancora un'isola piuttosto serena rispetto ad altre realtà, si sta comunque notando un incremento e una crescita della microcriminalità, che è probabilmente anche la più subdola e la peggiore per quanto riguarda il cittadino, perché non crea molta enfasi, ma in realtà colpisce quotidianamente le case, la gente, gli anziani. Quindi quello che io intendo dire cos'è? Sono state installate delle telecamere, è stata usata la legge 16 della regione per avere i finanziamenti, ma cosa hanno portato su queste telecamere? Hanno portato dei risultati, sono installate nei posti giusti, si possono rivedere le ricollocazioni, cioè voglio dire, quando si decide di fare una cosa, poi alla fine ognuno di noi, anche a casa nostra, va a vedere il risultato finale che dà. Può anche darsi che si sbagli, che non siano i risultati migliori ottenibili. E cosa si fa? Si rivede la situazione. Allora, io dico, creiamo all'interno del comune, maggioranza e minoranza, un tavolo in cui si va a discutere la ricollocazione, sulla microcriminalità, qualche altra iniziativa, in modo da poter dare ai cittadini risposte concrete. Ecco, a questo proposito, allora, qualche anno fa si parlava tantissimo di ronde, non è che ne parlasse tanto il PDL forse, però insomma in generale il centrodestra appunto proponeva, poi in particolare naturalmente la Lega Nord, l'idea di costituire delle ronde di cittadini. Certo. Però poi questo discorso, anche sono state fatte delle leggi a questo proposito, dovrebbe essere oggi possibile farle queste ronde, ma non se ne vedono granché. Cioè c'era uno slogan molto questo delle ronde, oppure effettivamente ci sono dei cittadini che sarebbero pronti, disposti a dire io do una parte del mio tempo come volontari, altro per... No, dico, non è venuto, sorvegliare il territorio. Certo, non è venuta da noi, e io tra l'altro, al contrario di altri, dico non è neanche una stupidata, perché poi si tende sempre anche ad attaccare le azioni altrui, e io dico invece sono delle idee che vanno discusse e ragionate. Che vanno valutate. Bravo, vanno valutate. Quello che io però, quello che a me preme, io tra l'altro sono nel PDL, però tutti lo sanno, provengo da Alleanza Nazionale, e quindi chissà, come Alleanza Nazionale ha sempre ragionato in tema di sicurezza e di certezza della pena. Io invece, a prescindere dalle ronde, dico diamo più forza... L'Alleanza Nazionale era favorevole comunque alle ronde? No, sono favorevole alle forze dell'ordine. Certo, le forze dell'ordine... Sì, no, ma le forze dell'ordine devono... Diciamo. Può essere, ma sono già capaci loro. Se noi abbiamo la forza politica e morale di dare a loro, ma sono ostacolati anche in altre forme, mi lasci dire. Non è solo una questione di soldi, è una questione di atteggiamento. Le forze dell'ordine vanno rispettate, devono farsi rispettare, devono avere la forza per andare a incidere e a colpire. E la magistratura, l'ho già detto anche a Telepordenone, deve avere la forza nelle decisioni che prende, perché poi ci sono le tolleranze, di essere più incisivi nei reati da perseguire e far pagare la pena, la certezza della pena deve essere assolutamente una pietra miliare. Questo dipende anche dalle leggi, cioè le leggi devono dare meno tolleranze. Certo, però le leggi, le leggi hanno le tolleranze. Però, eccessive qualche volta? No, ma le leggi hanno le tolleranze, perché probabilmente deve esserci una forbice nella decisione, però io dico non si può neanche sempre decidere per la minore delle pene, non so se mi spiego, perché poi si vanifica tutto il lavoro che viene fatto dalle forze dell'ordine. Io non posso scrivere al prefetto e al questore
quando vedo che abbiamo un ministro degli interni che non è dei nostri, è Maroni, ma che ha fatto un lavoro meraviglioso per quanto riguarda le forze dell'ordine e le catture, ma se poi nella microcriminalità, scusatemi, vediamo dei casi anche in questi giorni di baby gang che si comportano in un certo modo e il giorno dopo sono a casa, non è colpa delle forze dell'ordine. Allora, Perché io le avevano prese entrambe le volte. ringrazio Gastone Mascarin e con questo chiudiamo la parte veneta del nostro